Benvenuti nella nostra oasi nel verde, quindi oggi vi voglio presentare questa nostra nuova residenza che è all'interno del villaggio di Puin. Tanto vi racconto brevemente dov'è Puin e quali sono le caratteristiche fondamentali di questo villaggio che vi può sembrare un po' uno stile residence. Quindi voi arrivate con la macchina, avete il vostro parcheggio privato, abbiamo la piscina, campo da tennis e campo da bocce. Come vedete le villettine sono tutte divise con l'ingresso indipendente, quindi avete questi sentieri pavimentati che collegano le varie residenze. La cosa fondamentale che dovete conoscere qua è che siamo a circa 10 minuti con auto da Monterosso e siamo nel comune però di Pignone, che è famoso per tre cose fondamentali: le salsicce di Pignone, le patate di Pignone e qui abbiamo la cantina Sassarini che fa un vino strepitoso, quindi il famoso vermentino delle Cinque Terre e anche lo Chaquetrà, quindi tutti i vini che potete assaggiare in questa zona. Un'altra cosa importante da sapere è che qua vicino c'è un ristorante che nel periodo della stagione, diciamo dalla Pasqua in poi, è aperto e che può essere sempre un'ottima, comunque sia, un ottimo contorno alla residenza, soprattutto se il vostro investimento è per un uso turistico ricettivo, quindi se poi la volete mettere a reddito, anche gli ospiti che arriveranno qua hanno tutta una serie di servizi. Ora venite con me che vi faccio vedere come si arriva alla nostra residenza e soprattutto c'è Alessandra che ci aspetta, che anche lei aiuterà a spiegarvi meglio questo nostro oggetto. Quindi venite con me. Siamo arrivati al primo giardino che abbiamo noi, che ora vi faremo vedere perché ha una doppia esposizione, quindi avete il giardino sulla zona giorno e il giardino anche sulla parte della zona notte. Un'altra cosa sempre importante da ricordarci è che tutte le parti condominiali sono state rifatte recentemente, quindi le facciate sono state rifatte, i tetti sono stati rifatti e soprattutto anche le parti relative al campo da tennis, la piscina che proprio adesso è in fase di rifacimento, il telo, e anche il campo da bocce fuori che a chi è appassionato è un'ottima zona. In più c'è anche lì vicino proprio al campo da tennis una zona, chiamiamola barbecue, dove avete questi tavoloni di legno dove se avete piacere con i vostri amici potete andare lì e farvi delle grigliate e godervi la compagnia e il relax. Benvenuti, adesso siamo all'interno della nostra residenza, l'Oasi nel Verde. Considerate che è proprio le misure minimal di una casa vacanza al mare. Abbiamo questa zona soggiorno con angolo cottura, dove questo appunto è un divano letto che se avete degli ospiti, una coppia di amici, possono tranquillamente dormire qui. Ora considerate, abbiamo allestito con un minimo proprio sindacale per quanto riguarda gli arredi, perché queste case al mare devono essere comunque molto minimal. Calcolate che si può comunque intervenire con un restyling anche per la parte arredamento, quindi magari mettere una cucina, un angolo cottura nuova, magari mettere un divano letto un po' più spazioso, un po' diverso, e si può anche creare magari un allestimento un pochino più moderno, perché considerate che le finiture della casa non sono di ultima generazione. Ora andiamo invece nella zona notte, venite con me, abbiamo questo piccolo disimpegno e qui abbiamo la camera matrimoniale. Questa è una camera matrimoniale standard, quindi ci sta un letto e anche un armadio comodo. Da qui si accede al nostro giardino da questo lato, venite pure. Venite in questa parte del giardino che è quella che troviamo quando si arriva, quindi all'ingresso, che abbiamo una doppia esposizione, quindi da questo lato sicuramente si presta di più per quanto riguarda magari gli aperitivi la sera con gli amici, perché considerate che il tramonto, il sole ce l'avete da questo lato, mentre dall'altra parte ce l'avete la mattina appena sorge. Ora venite con me che andiamo a vedere l'altra parte e via da Alessandra che vi faccio raccontare un po' anche il suo punto di vista. Venite con me. Bene, adesso siamo nella parte del giardino che guarda da questo lato e come vi dicevo prima, secondo noi questa è la parte più bella da sfruttare la mattina per le colazioni. Quindi avevo piacere di presentarvi Alessandra. Buongiorno Matteo. Bene, e così vi do anche un parere femminile sulle caratteristiche di questa casa, visto che magari noi maschietti vediamo alcune cose,
un parere femminile è sempre un'ottima riflessione. Volevo chiederti, Alessandra, secondo te il cliente che compra questa casa, qual è la caratteristica fondamentale che la differenzia rispetto a altre, ma qual è la cosa che spingerebbe te ad acquistarla? Io sceglierei questa casa per la posizione strategica, perché ci troviamo solamente a 10 minuti da Monterosso e questa casa offre, diciamo, due soluzioni. La prima, nel caso in cui la volessi usare io, ovvero a uso personale, è fantastico poter pensare che dopo una giornata al mare tu arrivi qua nel relax più totale e sfrutti anche le parti fuori con una cena con gli amici piuttosto che un aperitivo, oppure metterla a reddito perché ci troviamo in un contesto che offre anche una piscina, un campo da tennis, bocce, e abbiamo anche un ristorante, una bottega proprio a 2 passi da questa struttura. Bene, quindi io e Alessandra vi salutiamo dalla nostra Oasi nel verde. e ci vediamo presto per vederla dal vivo. A presto.